Referendum storico il 22 ottobre e consiglio comunale altrettanto storico quello che si terrà la sera dell'11 a Cittadella, a Villarina. Per la prima volta 3 comuni, Cittadella Galliera e San Giorgio in Bosco, si riuniranno in un solo consiglio comunale aperto a tutti per informare i cittadini sul referendum sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre. Sta passando un messaggio non chiaro dove si dice che il referendum non serve a nulla e questo è sbagliato. Il referendum ha una valenza costituzionale, ha passato il vaglio della Corte Costituzionale, quindi è un referendum validissimo che servirà al nostro governatore Zaia per portare a casa più autonomia. A Galliera c'è una buona volontà di andare a votare il 22 ottobre, però abbiamo voluto come 3 comuni dare un strumento imparziale e con un altro contenuto tecnico a tutti coloro che volessero o confermare la propria idea o cambiarla o comunque trovare la propria direzione. Al tavolo dei relatori ci saranno esperti e giuristi molto noti in Veneto e fuori Veneto: Ivone Cacciavillani, Mario Bertolissi, Luca Antonini, Alberto Leoncini, Dino Bertocco e Lorenzo Baratter. Moderatore Adolfo Morganti. Sulla consultazione c'è molta informazione imprecisa, se non scorretta, dicono i 3 primi cittadini, e i giovani in gran parte sono disinteressati al referendum. Perciò il 24enne consigliere comunale li invita all'incontro informativo di mercoledì 11 e a non mancare al voto. L'astensione non è una forma di voto, ma il sì e il no è una forma di voto e quindi andate a votare sia contrari che a favore dell'autonomia del Veneto.